Sempre più frequenti i casi di cercatori di funghi dispersi nei boschi, sotto stress la macchina dei soccorsi sia per i mezzi impiegati che per i costi sostenuti. Si rinnova l'appello alla prudenza. Sul coinvolgimento dei genitori si gioca il futuro delle scuole cattoliche, in crescita la consapevolezza sul diritto di scegliere il percorso educativo dei propri figli. Vivere la speranza nel quotidiano, l'auspicio espresso dal Vescovo Tanasini durante la festa di Nostra Signora della Speranza a Francolano. La comunità è giovane ma molto attiva e partecipe. Uniti dalla stessa scintilla educativa, è in corso il gemellaggio tra gli studenti del villaggio del ragazzo e gli alunni dell'Istituto Morano di Caivano in provincia di Napoli. Cerimonia solenne di consegna delle borse di studio Zavattara, anche quest'anno in collaborazione con il Rotary, assegnati i premi ai giovani per il loro impegno e la loro crescita. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio oggi. Riapriamo questo telegiornale facendo il punto della situazione dopo l'allerta meteo che ha caratterizzato la giornata di ieri e che nella serata ha provocato ingenti danni soprattutto nella zona dell'Alessandrino. Le immagini che vedete sono di Rossiglione, ma il primo aggiornamento riguarda il tassista disperso ieri sera proprio nell'Alessandrino, che è stato ritrovato privo di vita. Lo rendono noto fonti dei soccorritori. Il corpo dell'uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato ritrovato a Capriata, località Villa Carolina. Sono stati ritrovati vivi tutti gli altri dispersi. Le immagini invece ci portano a Rossiglione, nell'entroterra genovese. Si contano 6 grosse frane sul territorio. Lo Stura non è esondato, i problemi sono arrivati da ruscelli laterali che hanno rovesciato un sacco d'acqua sulla viabilità sia comunale che statale, portando con sé detriti, tronchi d'albero e altro materiale. A Rossiglione da ieri 22 nuclei familiari per un totale di 48 persone sono sfollati per una frana. Liberato un sottopasso allagato che teneva isolato un quartiere con 500 persone. Una frana ha interrotto la circolazione sulla statale 546 del Turchino tra Masone e Campo Ligure, e a Campo in via precauzionale sono state sfollate 2 donne ed un bambino. Da qui in direzione Rossiglione la circolazione è limitata ai mezzi di soccorso e ai residenti. I vertici della regione si sono recati questa mattina in zona con l'arrivo a Campo anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. La circolazione dei treni è ancora interrotta sulla Genova-Acqui. Erano le 4:30 della scorsa notte quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per intervenire a Campo Ligure in via della Libertà per soccorrere una famiglia la cui casa era stata travolta da una frana, sfondando il portoncino d'ingresso. I vigili hanno raggiunto le persone e le hanno fatte evacuare. Padre e madre, 2 figli piccoli, la nonna, un'altra signora ed un cagnolino sono stati tratti in salvo, come testimoniano queste fotografie. E ora cambiamo argomento, parliamo sempre di cronaca. Troppo frequenti, almeno in queste ultime settimane, sono i casi di persone disperse nei boschi perché andando per funghi hanno perso l'orientamento e hanno chiesto aiuto. La macchina dei soccorsi che si mette in moto in questi casi è sempre imponente, sia dal punto di vista dei mezzi, sia degli uomini, sia per quanto riguarda i costi. Il più delle volte le ricerche hanno esito positivo, ma in certi casi quella è per molte volte un'imprudenza che si conclude tragicamente. Sentiamo. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte dell'uomo originario di Piacenza ritrovato privo di vita in un bosco della Val d'Aveto. Tutte le ipotesi sono al vaglio, compresa quella del malore. Ciò non toglie che l'emergenza disperso, scattata 2 giorni fa a Fontanegorda, sia solo l'ultimo delle decine e decine di casi di cercatori di funghi in difficoltà verificatisi nelle ultime settimane nei boschi del Levante e di tutta la Liguria. La febbre dei funghi, in una stagione sicuramente da ricordare per nascite e raccolto, solo per i consorzi dell'entroterra del Tigullio ha portato all'emissione di oltre 7.000 permessi dall'inizio del mese di settembre. Decine, almeno quelli riportati all'attenzione della cronaca, i casi di fungaioli dispersi tra le pendici dei monti e nei boschi del Levante. Il più delle volte le ricerche hanno dato esito positivo, con persone che pur passando a volte la notte all'addiaccio sono state ritrovate vive seppur con qualche ammaccatura. A volte però la ricerca si è conclusa con il ritrovamento del soggetto ormai privo di vita. Gli interrogativi a questo punto sono molti e alla radice di questi casi il più delle volte c'è
l'imprudenza e la sottovalutazione del rischio che quella persona mette davanti a sé e fa correre anche agli altri, perché comunque una volta scattata la segnalazione e l'emergenza disperso, la macchina dei soccorsi che si muove è sempre considerevole e questo deve fare ancora una volta riflettere. Pompieri, forestali, carabinieri, volontari, quindi si muovono, addirittura si può arrivare a 100 persone. Quello che è successo in questi giorni qua nel Penna con quel signor anziano che poi dopo 2 giorni di ricerche purtroppo è stato trovato senza vita, o altre persone che sono state praticamente salvate fortunatamente per loro in vita, magari un pochettino infreddolite. Cioè ci rendiamo conto che proprio la superficialità porta dei costi stratosferici, perché in effetti si muove tutta una massa di persone con dei costi. Quando parte l'elicottero da Genova, rendiamoci un attimo conto quanto può costare. Il coinvolgimento dei genitori sul futuro delle scuole cattoliche è un segno di speranza per molti istituti, spesso costretti ad affrontare difficoltà di vario tipo, soprattutto di carattere economico. Sul diritto a scegliere il percorso educativo dei propri figli oggi c'è maggiore consapevolezza. Ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione Direttamente Su, citando il caso del liceo Gianelli di Chiavari. Le scuole cattoliche sono un patrimonio di valori, tradizione e presidio sul territorio, eppure il settore vive grandi difficoltà. La libertà di scelta educativa delle famiglie spesso è condizionata dal fattore economico e da uno Stato che non sempre riconosce le paritarie come servizio pubblico. Così molti istituti sono stati costretti a chiudere o a vendere. In diocesi è emblematico il caso del Gianelli di Chiavari. Io ho pensato che non si poteva permettere questo venir meno totalmente di una scuola superiore di formazione e quindi abbiamo messo tutto l'impegno per sostenerla e rilanciarla, non soltanto mantenerla. La vicenda del Gianelli di Chiavari non è passata in secondo piano a livello nazionale. In diretta TV, Suor Anna Monia Alfieri delle Marcelline di Milano ha ringraziato il vescovo di Chiavari per il coraggioso interesse nei confronti dell'istituto. Un vescovo che ha saputo dare una risposta concreta a tante famiglie che di fronte alla libertà di scelta educativa si domandano dov'è lo Stato ma anche dov'è la Chiesa. So che non è stato indolore né da un punto di vista economico né da un punto di vista di impegno educativo né di sfida rilevare e gestire questo istituto. Alcune scuole devono cedere il passo alla chiusura, tranne dove ci sono figure illuminate che decidono che quella scuola paritaria ha senso esserci non perché è migliore o peggiore di un'altra o perché insegna meglio della scuola statale a far di conto, ma perché è una parola di pluralità. Il liceo è stato salvato in extremis grazie all'intervento del vescovo e alla buona volontà di tante persone, genitori, docenti e sponsor. Il coinvolgimento delle famiglie fa ben sperare per il futuro delle scuole cattoliche. Il desiderio di esercitare il diritto alla libera scelta educativa inaugura un nuovo periodo di ottimismo dopo la crisi. Il desiderio di essere accompagnati, di condividere questa avventura educativa, di trovare dei momenti di incontro, di non aver paura di affrontare le domande che i ragazzi fanno e anche le loro stesse domande sulla vita. Nella comunità di Francolano, a Casal Ligure, è stata celebrata la festa di Nostra Signora della Speranza. La messa del mattino è stata presieduta dal vescovo Alberto Tanasini, che in queste settimane sta compiendo la visita pastorale proprio nelle comunità della Valpetronio. Nostra Signora della Speranza per i parrocchiani di Francolano non è solo un titolo attribuito alla Madre di Gesù, ma è un'indicazione, un atteggiamento da assumere per la propria vita. Non pensiamo solo alle speranze quotidiane, ma pensiamo anche alle grandi speranze per noi e per il mondo intero, e d'altronde la speranza grande è che le cose vadano meglio, ma vanno meglio se con la grazia di Dio, con l'aiuto di Dio, perché noi da soli insomma non ce la facciamo. Francolano è una giovane frazione del comune di Casarza Ligure che negli anni ha assistito ad una progressiva crescita degli abitanti. Riconosciuta parrocchia negli anni '80, la chiesa parrocchiale è stata eretta nel 2000 e dedicata alla Madonna della Speranza. È madre, così dice il messale, madre della speranza, madre
della Santa Speranza. La speranza è Cristo e quindi è lei che più di ogni altro santo ci conduce a Cristo. Benché giovane, la comunità è vivace, dinamica ed attenta. Una comunità di Francolano molto unita, una comunità di Francolano sempre viva, soprattutto sempre viva, sempre vogliosa di portarsi avanti, di essere al pari delle esigenze che ci sono nella società, che cerca di documentarsi, che cerca sempre di essere viva e presente. La festa di Nostra Signora della Speranza quest'anno si è inserita nel cammino di visita pastorale che Monsignor Alberto Tanasini sta compiendo in Val Petronio. Ci piace essere guidati, anzi abbiamo bisogno del buon pastore che venga veramente a guidarci, a farci trovare nuovi lidi, a farci comprendere ciò che stiamo facendo. Insomma, alla fin fine un buon gregge è perché esiste un buon pastore. Nella celebrazione eucaristica il Vescovo ha invitato i parrocchiani a vivere la gioia e la speranza della festa nella quotidianità come antidoto ad un pessimismo sempre più diffuso. Noi non veniamo in chiesa per illuderci e poi uscire e trovare la realtà. Noi veniamo in chiesa per sentire la forza di affrontare e vivere la realtà secondo questa prospettiva, secondo questo sguardo, che è vero e reale. Nel contesto della visita pastorale, questa sera alle 20:45 il Vescovo incontrerà nel salone parrocchiale di Francolano i rappresentanti dei consigli per gli affari economici parrocchiali. Domani, sempre alle 20:45, nella chiesa di Santa Croce a Moneglia, il Vescovo celebrerà la Santa Messa. Gemellaggio tra gli studenti del villaggio del ragazzo di San Salvatore e gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore Morano di Caivano, in provincia di Napoli. I ragazzi sono arrivati domenica e trascorreranno una settimana nel nostro territorio, condividendo con i loro coetanei del villaggio lezioni in aula e attività di conoscenza del comprensorio. Sono 6 gli studenti accompagnati da un docente che arrivano dalla Campania. Lezione particolare per dei ragazzi che non sono del nostro territorio. Da dove vengono? Allora, vengono dalla provincia di Napoli, da Caivano, e sono dell'Istituto Morano di Caivano ed è un 4º anno del tecnico meccanico. Cosa ci fanno a San Salvatore di Cogorno, al villaggio del ragazzo? Allora, fanno un'esperienza di gemellaggio, tutto è nato a gennaio del 2019, quando la loro preside è venuta a Chiavari per fare una conferenza con i docenti della scuola organizzata nella diocesi, è venuta a visitare il villaggio del ragazzo, ha visitato la struttura, ha visitato i laboratori e è nata una scintilla didattica, una scintilla educativa, e abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi di Caivano per poterli appunto far partecipare e far fare delle lezioni all'interno dei nostri laboratori e per avere la possibilità di utilizzare le nostre attrezzature, i nostri macchinari. Come i ragazzi stanno vivendo questa esperienza? I ragazzi sono entusiasti di questa esperienza presso il villaggio del ragazzo e aspettavano con ansia appunto di partire e in realtà all'inizio avevano qualche dubbio riguardo l'accoglienza che avrebbero ricevuto qui in loco, però ad oggi hanno manifestato la volontà di non tornare a casa, di rimanere qui perché sono andati benissimo. Come stanno andando questi giorni di lezione, in particolare nel Tiguglio? È una bellissima esperienza perché inoltre i ragazzi sono molto socievoli, sia con noi che il nostro professore che ci ha accompagnato in questa magnifica esperienza, sia a livello di laboratori, che veramente in questo istituto è molto attrezzato. Hai scelto tu di fare questa esperienza? Sei stato scelto perché hai voluto partecipare? Sì, perché comunque io sono, personalmente sono un ragazzo che voglio e vorrei conoscere nuovi, tra virgolette, ambienti e nuove esperienze, e quindi la preside mi ha dato questa possibilità e subito l'ho colto. Con una solenne cerimonia sono state assegnate a Rapallo le borse e i premi di studio della Fondazione Mario Elina Zavattaro e del Rotary Club. Gli studenti vengono seguiti non solo con un sostegno economico, ma anche con l'accompagnamento negli anni di studio e nel percorso di formazione. Vediamo. Con quale orgoglio siete arrivati a questo appuntamento? Sicuramente è un appuntamento che ci riempie di orgoglio, anche perché, anche se può non sembrare, ma vi assicuro che arrivare alla fine dell'anno e riuscire a distribuire
quello che distribuiamo nel nostro piccolo e dall'altra parte ad avere il riscontro che abbiamo dei ragazzi è una cosa che ci riempie di gioia, ma non solo riscontro in termini affettivi, ma di miglioramento del carattere, di formazione di questi ragazzi che ci seguono. Ha molto a cuore il valore dei giovani, specialmente dai più piccoli ai più grandi, accompagnandoli durante tutto il loro iter di scolastico, eccetera. Perché? Perché loro sono il nostro futuro, il nostro programma del nostro essere, quindi il Rotary crede molto in questo e viene valorizzato tantissimo. Noi faremo delle azioni anche a livello non solo diciamo locale, ma anche in tutto il distretto per lavorare insieme con i giovani e farli rendere parte attiva. Come ti ha sostenuto nei tuoi studi in questi anni la Fondazione Mario Elinea Zavatar? In modi diversi, ma posso per esempio raccontare che comunque anche nella mia scelta di fare fisica mi ricordo una volta che siamo stati in visita all'interferometro Virgo che si trova a Cascina in provincia di Pisa ed era stata una visita molto interessante ed era avvenuta proprio nel momento in cui dovevo scegliere che facoltà fare, diciamo l'estate dopo il diploma, e penso che sia stata comunque una delle esperienze che ha influito per la mia scelta poi di essere un fisico. Il percorso universitario è andato bene. Ho ricevuto comunque l'aiuto e il sostentamento da parte anche degli amici della fondazione e sia appunto come diceva Nicola dal punto di vista economico sia dal punto di vista emotivo anche, sono sempre stati presenti, mi hanno sempre accolto, sono sempre stati gentili e tutto. E continuiamo a parlare di studenti particolarmente meritevoli. Vediamo la notizia che è stata pubblicata anche sul nostro sito teleradiopace.com. Emma del 13 della terza B e Alice Burani della terza A, alunne della secondaria di primo grado Ilaria Alpi di Chiavari, con le loro rispettive squadre hanno vinto l'Act for Global Goal, progetto di studio promosso dal Ministero dell'Istruzione volto a sviluppare progetti per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Il progetto di Emma era sugli obiettivi istruzione di qualità e lavoro dignitoso e crescita economica, mentre quello di Alice era sull'obiettivo salute e benessere. Le gare si sono svolte a Matera, dove domenica c'è stata la premiazione alla presenza del Ministro dell'Istruzione Fioramonti. 8 in tutto gli allievi della scuola chiavarese che hanno partecipato per un totale di 10 scuole provenienti da tutta Italia. Le squadre vincitrici rappresenteranno l'Italia ad Expo 2020 di Dubai. E a Dubai andranno anche dal 24 al 27 ottobre un team di studenti dell'Istituto Superiore Statale Liceti di Rapallo che parteciperà al First Global Challenge. I ragazzi sono stati selezionati per partecipare in qualità di rappresentanti del nostro paese grazie al progetto Hydrocarbot presentato durante le scorse Olimpiadi di robotica organizzate dalla Scuola di Robotica e Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che si è aggiudicato il primo posto nella categoria acqua grazie alla sua concretezza e fattibilità. Il team, composto da Luca De Ponti, Giorgio Bernardini, Alberto Conte, Tommaso Pavelic, Matilde Avanzino e Giorgia Boitano, è coordinato dal professor Giovanni Dodero, parteciperà al First Global Challenge grazie al supporto della Scuola di Robotica e al patrocinio della Regione Liguria. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, in edicola quest'oggi insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti. Overdose italiana, nel weekend altra strage dalle discoteche alle strade, già 54 le vite stroncate dalle sostanze, morti per assunzione eccessiva, vittime di incidenti, si aggrava l'allarme droga. Il caso di Torino dove il crack a basso prezzo è diventato piaga delle periferie, lo vedremo tra poco. La consulta invece dice che è inammissibile la richiesta di due madri di dichiarare un bambino figlio di entrambe. Poi la rivolta, il movimento contro le disuguaglianze accende la violenza, 11 morti, il Cile brucia tra proteste e arresti ed emergenza. Tregua sulla manovra, Conte, serve credibilità, incontro del Premier e vertici, correzioni su evasori e contante. Poi un'intervista a Galantino, Vaticano, nessun crack e niente conti cifrati. Contro il caporalato, lo sciopero dei Sikh ferma Latina. Dicevamo all'interno di Avvenire la febbre del crack a Torino, così dilaga la droga tra i poveri, viaggio tra le periferie desolate della città dove il grado lascia spazio allo spaccio e al consumo senza controllo. Le dosi arrivano a costare appena 5 euro e si fuma da soli nelle proprie case.
Passiamo adesso al secolo XIX, nella prima pagina appunto la fotonotizia che arriva da Castelletto d'Orba, ore di paura per l'alluvione, danni sfollati, treni bloccati, la tempesta investe la Liguria, poi cambia direzione, fa disastri nella provincia di Alessandria, allagamenti a Novi Ligure, Gavi, Castelletto d'Orba, Genova, 48 evacuati per frana a Rossignone, odissea nelle stazioni per centinaia di persone costretti a dormire per l'interruzione dei collegamenti tra Genova, Milano e Torino. Così il vento in quota ha spinto il mostro dalla costa alla collina, è stato il vento di Libeccio in alta quota a spingere verso l'entroterra la perturbazione che avrebbe dovuto colpire più gravemente Genova. Autotrasportatori pronti a fermarsi contestano lo stop agli incentivi del diesel e poi ancora evasori in cella con tanti e posse, Conte incassa l'ok di Di Maio. Per lo sport Genoa, Thiago Motta in panchina, rossoblu nel destino e poi c'è la vittima, ennesima vittima nei boschi nella stagione dei funghi, vediamo nelle pagine interne, si perde nei boschi durante l'allerta, ritrovato morto fungaiolo di 54 anni, Daniele Molinari, originario di Piacenza, aveva sentito la famiglia per l'ultima volta l'altro ieri. Le ricerche durate tutta la notte. Emergenza senza fine, basterebbe avere buon senso. Ancora una volta la macchina dei soccorsi si è concentrata nei boschi, questa volta in piena emergenza maltempo. Sono stati alcuni cercatori a rintracciare il corpo di Daniele Molinari. Andiamo invece a Zoagli, pietre sui passanti, episodi anche al mare. I 3 ragazzini fermati dai carabinieri nei giorni scorsi, autori di un lancio di sassi in spiaggia, si indaga su altri raid. Disservizi nella giornata di venerdì per chi viaggia in autobus. L'organizzazione sindacale CUB Trasporti ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico indetto proprio per venerdì 25 ottobre. Lo sciopero, che riguarderà anche il personale di ATP di Carasco, prevede l'astensione del personale viaggiante dalle 11.15 alle 15.45, mentre le biglietterie saranno chiuse nelle ultime 4 ore del turno. La linea ora va in redazione per gli ultimi aggiornamenti. Per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Un aggiornamento di cronaca. Grazie ad un logo sulla maglietta la polizia ha identificato l'uomo che quest'estate si è reso responsabile di alcuni furti all'interno delle attività commerciali nel centro storico di Chiavari. Si tratta di uno straniero di 26 anni pregiudicato che nelle giornate del venerdì, approfittando della presenza del mercato settimanale, si introduceva negli spogliatoi dei negozi rubando borse e portafogli ai dipendenti. Gli uomini del commissariato di Chiavari, dopo l'attenta visione delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al responsabile dei furti proprio grazie ad un particolare logo della sua maglietta che indossava durante i furti, ovvero la maschera di Anonymous. Al giovane sono stati contestati in particolare 2 furti aggravati commessi all'interno di un'enoteca e di un ristorante del Carruggio genovese. Attualmente si trova recluso presso la casa circondariale di Pontedecimo per altri reati e è stato denunciato per furto e furto aggravato. E tutta la linea. Grazie, questa edizione del telegiornale termina qui, l'informazione ritorna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 sul canale 15 di Telepace 1, ma prosegue sul canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.